Il discorso mi lo faccio sulla misura del coraggio che ha la gente che mi ascolta. E lo hago di tutto davanti. La gente che fin ieri ha fatto un'impresa, la sua impresa, teneva aperto un capanone, guardava quello, e adesso invece che c'è da fare due imprese. C'è da fare l'impresa, capanone, e l'impresa di liberare sta terra, che è l'impresa dell'indipendenza. Quindi se chi che è imprenditore, che può essere il bottegaro, può essere chi che ha il capanone, può essere anche il pensionato, e che mettesse la foga per fare l'impresa indipendenza, come che mettesse la foga prima per fare l'impresa, nati siamo indipendenti in 448, e ti spiego il perché. Fate una domanda: la maggior parte dei vatri che ho aperto capanone si andà in banca e chi ha detto guarda prestami skate per fare impresa, e la banca che ha detto adesso te me dai il tuo capanone, la tua casa, te me dai anche a tua moglie, te me dai il culo, firma qua, e vatri che vi firma non so io, che vi firma senza sapere se ne andava bene, senza sapere se eri buoni versa, se eri buoni vendere, se funzionava le macchine, che vi ipoteca tutto, che vi rischia tutto e anche ADP. Adesso che sia il muro e che sappi che andando avanti lo Stato vi porterà via comunque tutto, non vi neanche il coraggio dell'esenzione fiscale. Per questo che mi ho bisogno di sapere davanti quanto coraggio che vi. Allora vi faccio dei bei discorsi. Mi devo capire il limite vostro, mi so i limiti vostri. Mi vo tanto più in là che vate non immagine neanche quanto. Ma il problema si vati che fa fatica a capirmi. Tanti anni fa facevo fatica a capirmi perché parlavo in Veneto, 20-25 anni fa, parla Veneto, sto quasi un ignorante, non sa niente. Cosa dovevo fare? Mi ho tasesto, non può parlare in italiano, ho detto, vediamo, o nessuno capirà mai o forse qualcuno comincerà a capirmi. Ma dopo andiamo avanti e guardate che non è di strada da fare, non si mica solo l'indipendenza c'è qua a due passi, ma veramente a due passi. Cioè sei 2 mesi, sei 7 mesi, sei 15 mesi. Ma guardate che sei più rente di quanto potete immaginare. Il programma mio è questo: fra 60 di a partire da domani sera, se lavoriamo duro. Lavorare duro vuol dire che a sera invece di guardare a partire del ballone, altri uomini, dell'Italia ai mondiali, va bene, de fuori a battere le porte, a parlare alla gente, a dargli coraggio, a dargli speranza. Se lo fai, in 20 di mettiamo in ginocchio l'Italia. Quindi non è che mi interessa mettere in ginocchio l'Italia, a me mi interessa fargli capire a due persone che amministrano l'Italia, di manager dell'Italia, tipo Renzi, gente così, che altri femo sul serio, che altri che distruggemmo il sognaro, che loro non sognaro felice dove porta a casa un stipendio, e quindi se nati che distruggemmo il giocato Italia, loro mica stipendio. Allora che da sa che una speranza, un'impiria, no? Siamo chi va fuori da qualche parte, e che abbiamo la speranza di gestirsi in Italia senza il Veneto, dove loro invece di 20.000 euro che ne avrà 15.000 al mese. Si sono intelligenti, viene entro 60 di, viene da altri, gli fissa un appuntamento, se cattiamo intorno a una toia come che si qua a altri, una toia internazionale dove avremo degli osservatori, dove parleremo in inglese possibilmente, perché non mi abbasso a parlare italiano con quella gente là, non mi abbasso per una ragione, ciara, quella gente là ha la sua coscienza, centenari di persone, centenari di morti, perché signori, se non lo avevi capito, altri sono vittime realmente di una guerra. È che loro a maschera sta guerra qua, loro asconde, loro dice che ti sei un malato mentale, così non ti arrivi a fine mese, ti sei il malato, perché dopo non fa 4 secondo loro, da far 5, e allora ti che te devi imparare a contare tutta la tua vita, te vedi che dopo fa 4, però loro ti dice che fa 5, e addirittura ti mette il telefono azzurro, per dirti che ti sei timato. Che ti sei timato, perché se te ti suicidi insomma hai ancora un senso di colpa,
ma allora ti invita dandoti a te del marco. Il telefono azzurro, pensare cosa, cioè non pensa Zaia che ha messo sto telefono azzurro per gli imprenditori, non che mica pensare che magari se i manager di questo sistema chi si mai i manager si puite che signori allora quando un'azienda ha un problema politico ma c'ha per i manager li c'ha per scarpare in culo, va bene, perché mi non vo tanto per fin qua, perché se finia di fare i fini deve dire belle parole qua che c'è la gente che muore e per ogni morto che ne è 10 mia ma in ospedale deve parlare con i medici, devi mai di qua, devi mai di là, devi un cancro da un'altra parte, la depressione, psicofarmaci, alcolismo, ti devi fare famiglia perché con un arriva in skate muoierte moia, va con un altro che anche quello dopo fallisce e allora ti distrugge anche la famiglia. Cazzo, siamo in guerra signori. Ma no, che sto qua mi dice che mica avrebbe da fare beo, presentarmi buon, tutto quanto. No, anche che mi capito bene. A te non hai capito niente, mi sono in guerra. Ma non sei così. Ma no, sta non sei a guerra. Non sei a guerra dei tanchi. Perché signori, mi qui skate che loro fa un tanco. Mi stampo 20 milioni di voyantini. E mica 20 milioni di voyantini faccio 10 volte il casotto che non ho fatto l'ultima volta. E permetti signori, mi credo di aver fatto più casotto di qui del tanco. Allora che esisti qua, sì, bravi animali da buona intenzione, quello che sei, che alla Veneti se sale in Cappanon mi fa tanchi. E invece se lo devo di far busi, lavorare col flessibile, filettature. La nostra indipendenza la facciamo col cervello, con strategia, con tattica, studiando libri, lingue, poetica, pensando, riflettendo e muoiando che veramente di dare il culo, e lo dico chiaro, di dare il culo a quella gente in giacca e cravatta che c'è il potere che modera negli anni passati, perché quella gente là la solo in mente una roba, la carrega, il privilegio, credimi, come la chiama uno dei filo serenissimi mi fa, beh ma Serafini bisogna scendere a patti. Lo so che è difficile, ma dobbiamo andare a patti, c'è Zaia che è pronto a trattare. L'altra sera uno dei Diese mi ha detto che Zaia è pronto a trattare, anche a Tosi, anche a Morosi. E mi ho detto, stammi attento, quando uno viene da te a trattare, quando un venditore viene in Cappanon davanti, uno che vi vende la tea, uno che vi vende le rue, qualcosa, viene davanti in Cappanon o in bottega, c'è perché non capisci nessuno che rompa la roba. Se non ne avevi bisogno, se non ti che rompere la roba, ma se perde, dai una paga su Spike, offri un caffè, lo porre via. Perché signori, non ho bisogno di un Zaia, mi faccio il porta a porta, che il popolo è nati dalla nostra, che il popolo è la situazione che c'è dalla nostra. E non a caso le televisioni di tutto il mondo le sono venute qua. I stronzi dei sindaci veneti, e sottolineo stronzi, gli ha tolto il treno, come che diceva lui, gli ha tolto il treno, gli si andai a Roma, gli si smontai dal treno, non si andai a cagarli nessuno, gli va là l'accelere col manganeo fuori a bastonarli, e uno o due mi pare anche gli ha bastonai una volta. Ben altri non siamo andati a Roma non andiamo, non trattiamo con Roma perché non c'è niente a trattare, la mia libertà non la tratto, mi posso trattare solamente il trapasso, i modi nei quali in altri faremo questo, i tempi nei quali faremo, ma mi non tratto la mia libertà, la libertà mia, la mia, mi attogo, non domando a nessuno, mi non vo a tirare su le firme per domandare la libertà. Il referendum c'era chiaro, non si domandava se potevamo domandare la libertà a Roma o no. No, se abbiamo tolto con quel referendum là, non siamo come Zaia che va ancora a domandare un servetto. Non siamo servi, ricordatevi questo, la libertà si esercita e questa è la seconda fase che siamo di fare. Prima l'abbiamo legittimata. Adesso la femo, cominciamo a esercitarla. Abbiamo detto esenzione fiscale, li mettiamo per terra Tosi, ma ve lo dico mica li mettiamo per terra, perché l'Italia è la sede carta, è vero che casca il palco, casca tutto, viene solo sto sipario qua e si vede che questi paesi tutti si sono vestiti, nudi, senza niente. Perciò Tosi, domande sera venì, porta cani e pusei e fai casino. Perché domani che sarà la televisione del mezzo mondo a riprendere, anche se ne è una la vende il video a tutti quanti. Mi ha chiamato dall'Armenia, dalla Bosnia, dalla Georgia, dalla Russia. Te abbiamo visto Raffaele, cosa è successo? Dimmi qua, dimmi qua.
capì? Se devo fare il giro del mondo, se la Rai in noccio, va a chiamare fin lui. Ma chi sia l'ultimo? Mi non cognaca di Ma lui è l'ultimo, cioè adesso con tutto il rispetto, lui è l'ultimo peo della coa del maschio, no? Nel senso, non può umiliarlo, ma perché prima di lui ne ha altri 50 da chiamare, lo sento? Vuol dire che si disperai. Ecco, siamo arrivati a questo. Non che mognaca andare a Roma nati col treno per chi ne faccia la ripresetta. I gelori che viene a chiamare l'ultimo, ma come lui, chiama gli altri 99? Pensate, si arriva a lui, vuol dire che ne ha chiamato tutti quanti, tutti in persona, per parlare, i disperati, vi dico me, e guardate che il vostro nemico non vi fa vedere la coda del pai, la tiene sconta fino all'ultimo. Non si parla di indipendenza, con casca si parla, casca tutto del botto. Credimi, io ho capito i politici veni, se Dio cagarsi addosso, i zai e i tosi, se Dio cagarsi addosso. Vi dico a me, i qua che diria dai veni con altri, veni, cosa dobbiamo venire con altri? Si vatti che via venire la bandiera che mi mettesse su Plutone in altri. Adesso se finia tosi, andate fuori dal sistema solare, non vende. Quindi se voi venite su Plutone con altri, se no se finia. Questa è la storia. E domani vi spiego il resto, adesso bevo il caffè.